stanno bene, hanno già postato le loro foto su Facebook dall'ospedale militare di Gilgit in Nord Pakistan, dove sono stati ricoverati da stamane i 4 alpinisti veneti. Tarcisio Bellò di Quinto Vicentino, che ha riportato alcune fratture, con lui Luca Morellato, anch'egli di Quinto, David Bergamin di Castelfranco Veneto e Tino Toldo di Caltrano, dopo che una valanga li ha travolti ieri mattina assieme alle 3 guide pakistane a quota 5.300 metri nel distretto di Gizzer, un'altitudine che ha reso possibili i soccorsi solo con gli elicotteri dell'esercito pakistano, 3 per la precisione, che si sono messi da subito alla ricerca dei 7 dispersi. La slavina, lo ricordiamo, ha provocato una vittima, uno degli alpinisti pakistani. Il post di Facebook di Tarcisio Bellò dice infatti: non una semplice valanga, stiamo bene, fa più male la perdita di Imtiaz, delle fratture. So che la moglie di mio zio è riuscita a parlare con l'ambasciatore italiano in Pakistan. Personalmente non ho avuto altre notizie. Ho avuto la fortuna di ricevere un messaggio WhatsApp da mio zio nel canale della nostra famiglia, che è sempre molto frequentato, e fortunatamente lui sta bene, e il suo primo pensiero comunque è stato per chi in questa brutta purtroppo esperienza non ce l'ha fatta, a dimostrare anche il grande cuore che mio zio ha in tutta questa vicenda. Ho il ricordo di mia nonna che quando suo figlio partiva per le spedizioni in montagna era sempre preoccupata che il figlio ritornasse a casa sano e salvo. Il morale credo sia buono e credo che stia pensando già alla prossima spedizione, conoscendolo. 2 cose ha avuto mio zio: esperienza e fortuna.